Ciao ragazzi, sono Luca. Sto bene. Ragazzi, se volete un video di Dragon Ball Xenoverse in cui faccio vedere i personaggi come vi mostra, però intero i membri della squadra Genio. Il primo, Recom, il migliore. Perché? Perché Recom è il migliore? Perché? Quando si è fatto battere da Vegeta per colpa di Vegeta, dove è stato a distruggere la sua arma, usava tutto, combattente. E quindi ragazzi, non guardate mai, non guardate Vegeta che immaginate qualcuno vestito da Vegeta distrugge tutto, cioè, vedrete la cosa brutta, perché non è che non ve lo dica. Poi abbiamo Gould, il nanetto, e io lo chiamo nanetto, quello che vuole chiamare il piccoletto, però si è fatto battere da Vegeta. Poi abbiamo il nostro Magma Geese. Ma perché Magma? Perché però lui è anche un po' scarsissimo, un po' scarsissimo come Yanko. Lo dico io perché Yanko si è fatto eliminare da un mostro gettolino, il Cyberman. Perché? Poi esiste, hai mai visto il super leggendario Super Saiyan? Infatti è Broly. Però questo personaggio che ho detto è meglio che tu me la faccia vedere, perché lui odia Go. Cioè scusa, Freezer oppure il Super Saiyan. Non è così. Cioè perché all'incubo del Super Saiyan Vegeta odia di perdere. Nappa somiglia un po' a Krillin, perché Krillin è PC così. Nappa è tanto, è pelato con peggio di Krillin. Però ragazzi, perché Krillin è fortissimo, però non si è fatto battere da Nappa, perché Nappa è un po' scarsino anche lui, si è fatto eliminare da un terrestre, si deve eliminare Vegeta. Perché Vegeta ha mostrato il suo compagno? Boh, perché forse ha fallito, perché forse tipo Nappa sei un pelato brutto, sparisci! Vegeta, che stai combinando? È così. Il Saiyan più forte dell'anno. Quindi, Radice ha fatto boom boom col cannone. O come dice Universe Special Cannon. Buonissimo. Abbiamo un altro pazzo, e che sarebbe il grande Majin Buu. Il grande Majin Buu. Considera, per me, o come dire, il pazzo trasformato. Grazie tanta al maghetto Babide, l'ha creato Babide, Majin Buu. Prima grosso tempo, poi magro, e poi pazzo. Ma siete tanto, cioè che c'entra? Mi state dando contro Feder. Commentate, iscrivetevi al canale e voi se riusciamo ad arrivare a 2.000 like, a 2.000 mi piace, prossimo video